Eccoci qua, buongiorno a tutti. Inizia l'Open Day digitale di ITS Academy Turismo Veneto. Ci sono i partecipanti, sono la maggior parte, quindi abbiamo avviato la trasmissione. Oggi ci troviamo in compagnia di alcuni nostri testimoni e ne stiamo aspettando un altro. Abbiamo 2 ragazze e un ragazzo che fanno parte dei nostri percorsi, in questo caso di 2 percorsi diversi. Maria Chiara Conte è la ragazza che vedete con la maglia verde e è una corsista del corso di Food and Wine Marketing and Communication di Villorba, Treviso. Piacere. E i 2 bei ragazzi che sono insieme perché stanno svolgendo lo stage nello stesso posto, vero ragazzi? Sì. Vero, molto vero. Lei si chiama Atanasia e lui si chiama Federico e Ciao. sono nel corso Art and Culture AI di Venezia. Esatto. Sì. Allora, benvenuti a tutti. Faccio una brevissima introduzione, ma probabilmente le persone che sono collegate conoscono già i nostri percorsi. ITS Academy Turismo Veneto è sono 2 anni di percorso post diploma dove si raggiunge un diploma di quinto livello superiore, quindi un diploma superiore rispetto alla maturità, riconosciuto in tutta Europa. Sono 2 anni di percorso che volano, ditelo anche voi ragazzi perché questa sembra un'uscita da anziana, in realtà anche voi immagino abbiate riscontrato la velocità con cui questo percorso si realizza, soprattutto perché avviene in 2 momenti. Nel primo momento siete voi in aula e le aziende entrano in aula attraverso i docenti che vi parlano di quel lavoro che stanno facendo. Nella seconda parte dell'anno voi andate nelle aziende e quindi è una formazione che scorre veloce perché imparate non facendo i compitini a casa o studiando le cose accademiche, ma facendo delle cose, realizzando anche dei progetti e imparando sul campo. Allora, partiamo un attimo dal corso di Venezia, anche perché è giovanissimo, nel senso che voi sarete i primi diplomati di questo corso, in quanto è partito 2 anni fa. E cosa potreste dire di questo corso voi ragazzi? Che unità formativa avete incontrato? Che aziende avete incontrato? Dove state facendo gli stage? Dove li avete fatti? In questo momento tutti e 2 stiamo facendo il nostro tirocinio presso il Teatro Verdi, praticamente al Teatro Stabile del Veneto. E per quanto riguarda il nostro corso, abbiamo fatto con diverse persone che lavorano indipendentemente o anche con altre aziende, ad esempio per l'Umana, soprattutto per quanto riguarda il nostro curriculum vitae, perché anche quello è molto importante, che vi insegneranno cosa verrà inserito e come farlo, ovviamente. Esatto. O ad esempio anche persone che lavorano indipendentemente, come ad esempio social media manager, o che lavorano durante i social anche per campagne di marketing. Poi l'esperienza da tirocinio, come ha già detto Cristina, è importantissima perché facendo 400 ore che possono sembrare tanto, però entri in contatto diretto con l'azienda e quindi riesci a fare un'esperienza a tutto campo. E l'anno scorso, per dire, Fede l'ha fatto all'M9, io presso Arteven, e devo dire che andando proprio sul posto è così che si imparano le cose, perché uno può fare l'80% delle lezioni, delle presenze in classe, parlare, però la teoria deve essere messa in pratica e tramite il tirocinio, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, è stato utilissimo e grazie al tirocinio ho capito più o meno dove vorrei orientarmi in un futuro lavorativo, ovviamente. Benissimo, grazie ragazzi. E per quanto riguarda i viaggi studio, li avete fatti? Sì, quest'anno, iniziamo l'anno scorso, abbiamo fatto un viaggio studio a Firenze di 3-4 giorni. 3 giorni mi pare. giorni.
e in cui abbiamo ovviamente visitato le maggiori attrazioni, comunque i maggiori luoghi di interesse di Firenze, ma non solo, abbiamo visitato anche vari aziende comunque Sì, tipo siamo andati da Ferragamo, che è stato vedere come è strutturata l'azienda proprio sia a livello storico che Sì, esatto. Poi diciamo che quest'anno abbiamo fatto il viaggio studio a Parigi, che è stato 4 giorni, e mi piace perché l'ITS cerca sempre nelle gite, nei viaggi studio, applicare quello per cui noi studiamo. Ad esempio noi siamo specializzati nel campo della Digital Art Innovation e ovviamente ci hanno fatto fare attività legate ai nostri campi, a un laboratorio specifico per la nostra facoltà. Sì, ecco, questo è quello che cerchiamo di fare ogni volta che ovviamente vi organizziamo qualche visita, perché dovete vedere che cosa succede proprio nelle aziende, ed è questo anche un po' che differenzia la nostra realtà da quella di un'università magari, Sì, no? poi facoltà di indirizzo, perché ovviamente ogni indirizzo specifico ha le proprie skill e attinenze. Il nostro, ovviamente basato sull'intelligenza artificiale, è basato strutturalmente su questo e i nuovi media da applicare al mondo artistico. Penso che per gli altri sia stato diverso. Beh, ovviamente sì, dopo sentiremo anche Tommaso e Maria Chiara che si è collegato. Ciao Tommaso, e adesso è arrivata anche Linda. Ciao Linda. Buongiorno a tutti. Allora, giusto perché prima avevo già presentato Nassi e Maria Chiara, Tommaso fa parte del corso di Food and Wine Marketing and Communication di Verona, però, quindi è lo stesso corso di Chiara, però lo facciamo e lo eroghiamo in 2 province diverse. E invece Linda, vuoi dirci di che corso fai parte? Sono anch'io di Art and Culture, Esatto. come Nassi e Federico. Abbiamo fatto 2 e 2, così ecco. Stavamo parlando, ragazzi, delle vostre esperienze formative in stage e dei percorsi che fate quando andiamo nei viaggi studio. E giustamente Nassi diceva che sono tutti un po' calibrati, no? Sul percorso che stiamo facendo. Maria Chiara, dove sei andata con il tuo stage? Se vuoi dirci anche prima, cioè il primo anno e il secondo anno, le differenze anche che hai trovato, anche perché magari c'è un'evoluzione, no? Quando voi entrate, magari il primo anno capita di fare degli stage, il secondo di gestirlo in maniera diversa. Assolutamente, in Food and Wine intanto il primo anno e il secondo anno anche come lezioni sono totalmente diversi. Se il primo anno ci focalizziamo diciamo più sulla pratica, abbiamo anche professori più legati alla ristorazione, al bartender, abbiamo fatto molti più laboratori nel primo anno, intanto anche un po' prendendo mano nel locale in sé, provando a fare i drink, provando a fare cappuccini, queste robe qua. Invece nel secondo anno ci siamo più incentrati sul management più che altro, quindi qualcosa di più teorico, però indispensabile se vogliamo continuare in questo settore. Infatti il primo anno ho fatto uno stage in un hotel, in particolare come cameriera di sala, dove lì ho potuto veramente provare, cioè meglio, vedere con occhi in prima persona tutta la teoria che ho studiato il primo anno, quindi appunto come creare un menù per colazione, come le varie fasi di un servizio, come organizzare una cucina, tutte queste cose qua. E anche un lavoro appunto come cameriera è stato rivoluzionante provarlo in veste di appunto di ITS, perché appunto mi hanno fatto fare cose che a un cameriere normale non gli davano l'opportunità, quindi questo è stato molto interessante. Invece appunto nel secondo anno ho avuto la possibilità di diventare assistente della mia professoressa di valutazione di territorio lavorando per Slow Food, che per chi non lo conoscesse, Slow Food è un'organizzazione che cerca di portare di nuovo valore al cibo attraverso la sostenibilità, alla protezione dell'ambiente e il valore della persona in sé, quindi senza sfruttarla. Grazie Chiara. Invece tu Tommaso, che hai fatto lo stesso percorso di Chiara ma sei stato a Verona, riconosci in quello che dice Chiara oppure il percorso è diverso?
Allora, no, in realtà anche per noi vale più o meno lo stesso tipo di percorso, come ha detto Maria Chiara. Il primo anno è più improntato sulla parte pratica, il secondo anno invece è un po' più, abbiamo visto la parte gestionale, finanziaria, economica per quanto riguarda per l'appunto le strutture alberghiere, strutture ristorative. Per quanto riguarda lo stage, invece, anch'io il primo anno ho fatto uno stage presso un hotel, ristorante, e sempre nella parte di sala, per cui ho visto tutta la parte inerente alla carta vini, ai vini, agli ordini, alla gestione del food cost, gestione del personale, ovviamente il rapporto con la clientela, per cui anche servizio di sala naturalmente. Mentre invece quest'anno ho avuto la fortuna di aderire a un bando offerto da ITS assieme a FIPE, e a cui per l'appunto ho aderito. Ho vinto assieme a un'altra ragazza del corso di Lancenico questo bando, e, per cui ho avuto la possibilità di svolgere lo stage che sto svolgendo tuttora a Padova presso un altro ristorante. Sempre. Infatti, scusami, mi hai dato l'opportunità di ricordarti che questa era una bellissima occasione perché la borsa era sostanziosa, diciamo, e quindi mi collego a questo per dire che nei percorsi ITS ci sono varie borse di studio, sia all'inizio, quando vi iscrivete, e a volte sono messe messe a disposizione dalle camere di commercio o da altri enti per il solo fatto di essere iscritti, e quindi a volte succede che vi rivedete ritornare la quota di iscrizione, o durante l'anno ci sono altre borse di studio. Qualcuno l'ha avuta anche per gli spostamenti, cioè abitando fuori sede con determinati ovviamente presupposti, si può avere anche una borsa di studio. Linda, il tuo percorso in AI, Art and Culture, vuoi raccontarmelo? Beh, non so bene quanto abbiano già detto i miei Non compagni. importa, ogni Ok. ragazzo ha una storia a sé. Beh, appunto è un percorso in cui vai un po' a unire tutta quanta la parte del digital e dell'intelligenza artificiale la parte più culturale e artistica. Sicuramente abbiamo avuto docenti di ogni tipo che facevano qualsiasi cosa come lavoro, perché ovviamente sono professionisti. Um, e appunto si ha modo un po' di vedere i vari ambiti di queste due realtà che vanno a unirsi, appunto, che è quella dell'arte e del digital. Secondo me è un buon modo, diciamo, per lavorare su una parte artistica che sta andando a emergere in questi ultimi anni, ovviamente. È tutto molto molto innovativo, il nostro era il primo anno appunto che Esatto. iniziava e Siete un po' delle cavie. sì. E appunto è sicuramente qualcosa di nuovo e secondo me molto interessante per chi appunto può essere appassionato all'arte, ma vuole qualcosa di più sperimentale, più futuristico, È anche un vorrei po' dire. più, sì, esatto, un po' da innovare, diciamo, voi potete Sì. portare. Dove stai facendo lo stage? Allora, io l'anno scorso ho fatto lo stage in una galleria d'arte a Venezia e invece quest'anno ho cambiato completamente. Sto facendo 2 esperienze diverse perché la mattina sono in un ufficio cultura e organizzo eventi per un comune vicino a casa mia, e invece il pomeriggio sono in un'agenzia di comunicazione e omnichannel e mi occupo per quanto riguarda i social e la comunicazione in generale. Perfetto. Allora questa cosa qua mi dà l'occasione appunto per ribadire e sottolineare magari ai ragazzi che si devono ancora iscrivere il concetto che a volte ci si iscrive o avendo già una idea precisa di che cosa si vuole andare a fare, oppure addirittura essere completamente allo sbaraglio, che è una cosa dico, che non mi stupisce per niente, anche perché i ragazzi della vostra generazione hanno un sacco di opportunità.
sia per l'università che per ITS, perché ITS Turismo è uno solo, ce ne sono altre 8 fondazioni, quindi voglio dire, avete un parterre di opzioni veramente ricco, e quindi a volte non ci si capisce. Io credo, ma poi chiederò anche a voi di confermare se è così, che frequentando ed entrando in contatto con tutti i docenti che sono appunto, come abbiamo già detto, provenienti dal mondo del lavoro, si va mano a mano, no, a chiarire un pochettino che cosa si vuole fare, un po' perché crescete, ma anche perché entrate in contatto con così tante realtà che a volte si fa la conoscenza di alcuni lavori che magari non si era neanche pensato esistessero, no? E quindi proprio il momento di aula dove all'interno arrivano queste persone che vi parlano, vi fanno fare delle cose, serve anche a voi per chiarire il vostro futuro, e da un anno all'altro può cambiare, così come mi avete detto voi. Un anno avete scelto una cosa, l'anno dopo siete entrati in un'altra realtà e magari avete centrato di più, no, il vostro obiettivo lavorativo. E così è un modo operandi che vi insegniamo ad avere anche per il vostro futuro, cioè anche quando uscirete poi da qui sarete abituati a fare così. Un'altra cosa che vedo è che anche il fatto di avere sempre a che fare con persone che utilizzano un determinato linguaggio, utilizzano determinati modi di presentarvi, facendo le unità formative relative a public speaking, che penso ci siano anche da voi in tutti questi corsi che facciamo. Abbiamo perso Tommaso, che forse ha avuto un problema di collegamento, poi vediamo se ci raggiunge di nuovo. Ecco, anche voi imparate un pochettino, no, a diventare grandi, e quindi crescete anche per imitazione a volte. Non so se vi è capitato di avere dei docenti che vi ispirino particolarmente, no? Ne avete qualcuno? Eccolo qua. Ciao Tommaso, bentornato. Non hai il microfono acceso. Perdonatemi, non so No, come niente. mai. Tranquillo, tranquillo. Non ti ho chiesto, Tommaso, dove sei andato in visita aziendale. Adesso si è frizzato, va bene. Allora, facciamo con la Chiara. Maria Chiara, dove siete andati voi in visita aziendale? Scusami, in viaggio studio? Siamo stati... Scusa un secondo. Maria Chiara è in azienda, va bene. Tommaso, dove siete stati in visita aziendale? In viaggio studio? Allora, ecco qua. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. No, quest'anno siamo andati, è stato un viaggio molto bello, molto interessante. Siamo andati a Lisbona, quindi in Portogallo, e abbiamo visto alcune cose, abbiamo fatto alcune esperienze molto interessanti inerenti al vino, e quindi tutto quello che riguarda il porto e non solo, anche naturalmente i presidi che poi ci sono su tutto il territorio del Portogallo. È stato molto interessante più che altro perché soprattutto il mondo del vino in Portogallo è molto generalizzato e standardizzato soltanto al porto, mentre invece esistono tutta una serie di varietà di vini, di tipologie anche di uve e vitigni autoctoni che sono molto interessanti e che non vengono considerati. Per cui ci sono appunto tutti questi presidi e consorzi che cercano di spingere appunto sulla conoscenza di queste tipologie di vino. Anche qui abbiamo cercato di cucire addosso al corso una specifica. Il primo anno invece, Maria Chiara, se hai un po' di silenzio. Ok. Sì, il primo anno abbiamo fatto un po' meno visite aziendali, ci siamo più che altro focalizzati, diciamo, più sull'esperienza. Intendo di viaggio studio. Ah, ok. Oddio. Mi sfugge il nome, dov'era il... Toscana? Non senti. In Toscana o nel Barolo o nelle Langhe, di solito?
non hai il microfono acceso. Mi sentite adesso? Sì. Ok. Siete andati in Toscana o in Piemonte? Siete andati in Piemonte, dove appunto, però appunto non abbiamo fatto particolari visite aziendali, abbiamo visto più musei, abbiamo visto la teoria che abbiamo studiato, in particolare dato che il primo anno ci abbiamo studiato il vino, abbiamo visto più musei riguardo al vino, la storia del vino appunto nelle Langhe, e abbiamo potuto provare anche la cucina tipica. Quindi invece appunto nel secondo anno... Anche esatto. Esatto. La sede. Va bene, d'accordo. Adesso vorrei capire quali unità formative per ciascuno di voi sono state più interessanti. Appunto per me la valorizzazione dei prodotti, ovviamente. Dei prodotti, e ho avuto appunto l'opportunità di quasi stringere una relazione molto stretta con la mia professoressa, tanto da appunto aiutarla, essere qui ad aiutarla a fare come assistente, e adesso sto facendo cose che mai mi sarei pensata di fare prima di iscrivermi all'ITS, tanto che adesso Sono molto simpatici comunque là in azienda, ti lasciano proprio parlare. Sì, assolutamente. Sentiamola Nassi e Federico. Parti tu o io? Allora, di unità formative vere e proprie che secondo me sono utili per le professioni future che andremo a fare, direi innanzitutto il percorso formativo con Enzo Passero, perché quello, a prescindere dal lavoro che fai, l'ambito a cui vuoi aspirare, penso che sia fondamentale la comunicazione di come comunicare con gli altri attraverso l'uso dei gesti, della parola, che in un discorso pubblico, come potrebbe essere un semplice discorso di una riunione o qualcosa magari più grande, se sei davanti a tante persone, è utilissimo nella vita, quello sì. Poi direi di percorso. Federico, a te? Allora, anch'io, guardante public speaking con Enzo Passaro, perché è stato molto interessante guardante a saper parlare agli altri, cosa saper dire, cosa dire quando presenti un prodotto, quando presenti nel futuro, ovviamente. Inoltre anche, può essere banale, ma l'inglese, non perché è migliorato, ma anche e soprattutto le lezioni, sai, invece di fare grammatica, ce n'è, però poco rispetto ad esempio durante la scuola, durante le superiori che ho fatto, ma è più un momento di parlare tranquillamente in inglese, senza stare ore su ore a ripetere sempre grammatica. Inoltre, un altro corso sono soprattutto le tecnologie per quanto riguarda anche il patrimonio culturale, quindi quanto riguarda la realtà aumentata, la realtà virtuale e tutte quante Avete varie... avuto la possibilità di usare anche i visori, sì. I visori, certo. Sì. E poi basta, cioè nel senso, penso che comunque tutti nel loro piccolo siano stati utili per influire al percorso formativo a cui abbiamo partecipato. Come ho già detto prima, penso che il tirocinio sia quello, secondo me, più su campo, che ti fa capire la realtà per la quale stai lavorando. E sì, infine forse direi le attività con la Cristina Job, perché al di là del sapere il patrimonio culturale, l'UNESCO, i beni culturali, la Cristina ha proprio la capacità di farci agire sul mondo dei social, farci conoscere la sua realtà dal suo punto di vista professionale e lavorativo e poi trasmetterla a noi, ecco. Certo. Quindi questo collegamento, secondo me, come dici tu, con il mondo del lavoro è quello che differenzia un percorso del genere che avete scelto voi dal percorso accademico, perché il successo che poi avrete una volta che uscite dai ITS è la combinazione della competenza che avete creato in aula con l'occasione che vi è data di incontrare le aziende, sia in stage che in classe. E questo match, competenza più occasione, è la cosa che secondo me fa la differenza, ecco. Perché è inutile negare che siete un po' agevolati ad entrare nel mondo del lavoro, no?
perché veramente li conoscete. Linda, tu cosa pensi? Anche a te le comunicazioni e queste materie, diciamo un po' di soft skills? Beh, Oppure... io mi aggrego completamente con i nomi che hanno fatto loro Mhm. e appunto le unità formative che hanno citato, sono d'accordissimo. E oltre a questo a me è piaciuto molto tutto quanto l'ambito di eventi. Era un mondo che alla fine non conoscevo, come tanti dei lavori che ci hanno mostrato o comunque raccontato, io tanti non li conoscevo proprio. Secondo me l'ambito degli eventi l'abbiamo studiato in maniera molto interessante, è stato Sì. molto utile anche per un futuro e comunque sempre stato un conoscere un qualcosa di nuovo e per il resto sono d'accordo con quelli che hanno detto loro. Io ti ringrazio che hai citato questa cosa perché anche quest'anno abbiamo un corso su Verona che si intitola Event Management e con questo nome così bello sta racimolando un sacco di preiscrizioni. Però vorrei sottolineare, e l'hai detto tu, quindi non è una cosa che mi invento io come ITS, che in tutti i percorsi, probabilmente anche a Verona nel food, io lo so benissimo che esiste nel food di Treviso sicuro, ma chiedo conferma a Tommaso che anche nel suo corso ci sono comunque delle ore dedicate alla creazione degli eventi. Ovviamente nel percorso food saranno concentrati su che cosa devo ordinare per queste persone, che target ho, cosa devo fare, però c'è tutta una programmazione per l'organizzazione degli eventi in qualsiasi percorso. Tommaso, voi l'avete fatto? Sì, sì, confermo anch'io naturalmente quanto detto. Poi il fatto è che cambiando molto spesso i docenti, anche per una singola materia, per un singolo argomento, spesso vengono più professionisti a parlare E hai dello anche stesso tu argomento. visioni. Esatto, adesso esattamente, non ricordo esattamente il nome in questo momento della docente in questione, però più volte abbiamo parlato di eventi, di come organizzarli e di come gestirli. E un'altra cosa che volevo dire a proposito di questo era le ore dedicate anche specifiche che abbiamo magari nei corsi del food sono quelle, perché avete sentito che i ragazzi citavano il mondo del vino, perché ovviamente abbiamo anche una parte di Associazione Italiana Sommelier che entra in classe e quindi andate un po' più a fondo, ecco, su questo mondo e c'è anche la possibilità di avere un attestato. Non diventate sommelier perché lì ci vuole un bel po' di tempo e di anni, però insomma ci sono due realtà che entrano in classi più specifiche. Vedo delle domande che vorrei girarvi, riguardano le selezioni, è l'ultimo minuto e mezzo, allora lo dedichiamo a questo. La vostra selezione come è stata, come è andata? È stata dura? E sostanzialmente qual è la parte della selezione dove noi puntiamo sempre di più? Chiara, rispondi solo se c'è silenzio assoluto da te, ti prego. Chi vuole intervenire? Linda. Tommaso, vai Tommaso, vai. No, parto io intanto. Allora, la selezione è strutturata con un primo esame, anzi test, meglio dire test, di cultura generale che è scritto, per cui a crocette, e lì per l'appunto si spazia su più ambiti, più argomenti, per l'appunto cultura generale. La parte più importante è la parte di colloquio orale che si svolge inizialmente in italiano, poi in lingua, quindi in questo caso in inglese, e per l'appunto non è un esame, non è un'interrogazione, è una sorta di colloquio per cui vengono fatte determinate domande che spaziano su più fronti. E quella sicuramente è la parte più importante perché è importante il modo in cui si risponde, cosa per l'appunto si dice e per l'appunto è la comunicazione che viene valutata e
diciamo, il contenuto di quello che viene detto. Perfetto. Linda, hai qualche differenza da No, sono completamente d'accordo. L'unica cosa è che appunto anche le persone che sono lì cercano di tranquillizzare comunque noi in primis e metterci a nostro agio, perciò non è un esame in cui ci si sente particolarmente sotto pressione o un esame di cui preoccuparsi effettivamente. Principalmente sono domande di cultura generale e un colloquio in cui in primis i docenti cercano di tranquillizzarci, almeno per me è andata così, che io comunque solitamente mi agito facilmente, invece appunto hanno aiutato molto i docenti, quello sicuramente. Certo, anche perché vogliamo un po' capire quanto siete interessati a fare il corso e non sono domande dove si deve studiare qualcosa, ma solo rispondere su domande insomma, che riguardano noi stessi e il nostro futuro. Io vi ringrazio tantissimo, il webinar è finito, grazie ragazzi, super in bocca al lupo per il vostro diploma, ci vediamo a Jesolo per gli esami, chi li farà qui. E un grazie veramente di cuore, sarete ricompensati in sede di esame per questa partecipazione. Ciao e grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci.